Voci 2019. Ennesima puntata che si preannuncia veramente molto molto interessante. Siamo alla 15ª edizione, abbiamo anche una novità quest'anno, a cominciare dall'orchestra. La Mille Voci Band. La nostra Mille Voci Band, composta da tanti musicisti professionisti. Hai notato che sto imparando dei balletti, niente male, Stai migliorando. Stai migliorando. Prima della fine di questa edizione forse riusciremo a vederti fare una cosa... Una cosa come, diciamo, in un certo senso corretta, in un certo senso, perché io sono corretto, sì? Ma mi piace essere corretto da te, quindi vai tranquilla. E quindi, però... Adesso abbiamo i protagonisti, possiamo dire che loro sono i protagonisti di questa trasmissione. Della trasmissione, sì. Assolutamente sì, i nostri ospiti che vi andiamo subito a presentare. Roberta Faccani, Pascal Mosconi, i Milk and Coffee, Matteo Tiraboschi, Marinella Bottazzi, Domenico Bartolomeo, Esther D'Annunzio, Seo, Ilaria Orlandi, Franco Dani e i Santo California. Una puntata ricca di ospiti veramente importanti, di amici di Mille Voci, e c'è anche qualche new entry che andremo a conoscere nel corso di questa puntata. Vabbè, andiamo noi verso... o vengono loro da noi? Aspettiamo qui. Ci fermiamo qui. Siamo in mezzo. Poi il primo che arriva... Chi arriva arriva. Chi arriva arriva. No, ma noi siamo fortunati. Perché? Perché riusciamo ogni anno ad avere delle grandi chicche, delle grandi sorprese, dei grandi artisti. E quindi iniziamo subito con una di queste, con una new entry della famiglia di Mille Voci, una new entry di cui noi siamo veramente onorati, felicissimi di averla qui, la nostra Roberta Faccani. Vieni, ciao Roberta. Daphne, ciao tesoro. Ciao. Ha chiamato tesoro? L'ha detto a me o a te? Scusa. Lo ha detto a te. L'ho detto a te. È incredibile, nel corso vabbè, di queste edizioni tu fai conquiste, vedi? Vedi? Siamo molto fortunati ad avere la nostra Roberta. Per chi non ci avesse seguito, per chi non lo sapesse, la nostra Roberta Faccani è una grandissima cantante, ha una voce splendida, è anche una bravissima autrice, è stata per anni nei Mattia Bazar, ha composto tante canzoni che ci sta presentando nel corso di questa edizione e ha scritto anche la canzone con cui Barbara Cola ha partecipato alla trasmissione Ora o Mai Più. Sì, è un grande vanto, anche perché noi abbiamo lavorato insieme in Romeo e Giulietta A me cambia il mondo con Barbara Cola per 5 stagioni in questo musical stupendo, David Zard, Peparini alla regia. È nata prima una stima. Eravamo antagonisti sul palco, cantavamo l'odio, che era proprio, invece è nata proprio tutt'altro, un'amicizia, un amore talmente grande, professionale prima e poi di amicizia, che lei mi ha chiesto una canzone e è stata scelta da questa trasmissione importantissima della RAI e sta andando molto bene. Bene, complimentoni veramente. No, per dire chi abbiamo vicino chi a noi. Abbiamo a Mille Voci, è vero, siamo onorati. Poi Roberta ride con una spontaneità che non si può dire che l'abbiamo preparata. Poi con Gabriele, ogni volta che Gabriele dice qualcosa si sente Roberta lì che scoppia a ridere. Perché è un grande comico, è una persona che sa fare bene il suo lavoro. Gabriele, fai ridere, fai proprio ridere. Cioè, capito? Quando... Bene. Allora, soprattutto come cantante faccio ridere. Abbiamo avuto modo di avere anche questo onore di ascoltarti cantare. Bene, invece adesso ascoltiamo chi sa cantare veramente. Ecco. Roberta, che cosa ci canti in questa puntata? Un brano puntata? che parla di positività, che è io penso un preludio a quello che dovrebbe essere il futuro, almeno me lo auspico, me lo immagino così. Il mondo che verrà, un mondo dove finalmente certe cose le mettiamo da parte per tornare a una civiltà un po' più serena, un po'
più piena d'amore, lo posso dire? Ecco, speriamo che sia così. Assolutamente sì, questo è l'augurio che ci facciamo e che ci fa Roberta Grazie. Faccani. Il mondo che verrà porterà una nuova estate, più limpida sarà anche l'anima. Quanto è manita nella buone vibrazioni, nel buio resterà chi non spera in noi, you know, si chiama amore, lo sai, quello che vuoi ci fa svegliare, capire, guarire, cambiare, gioire, si chiama amore, se dai, non smettere mai, segui la musica, musica. Lascia posto alla coscienza che non aspetta solamente noi, si chiama amore, lo sai, quello che vuoi ci fa svegliare, capire, guarire, cambiare e gioire, si chiama amore, se dai, non smettere mai, segui la musica, musica che dal cuore va verso il mondo che verrà. C'è bisogno d'amore tra noi, segui la musica, musica, la nuova musica, musica, verso tempo che musica, musica, non si fermerà, no, questo è il mondo. Questo è il mondo, e questo è il mondo che verrà. Roberta Faccani, Grazie. prego, con il mondo che verrà. Speriamo Speriamo che ci sia siano positivo. delle cose belle per tutti. Certo, Grazie, naturalmente. grazie. E invece il prossimo artista che verrà è di origini italiane, in realtà è francese. Lui, diciamo, oscilla. Ma a proposito di uno che oscilla, eccolo qui, eccolo qui. Questa è una delle novità di questa edizione, è Cesare, anche lui è di altre, non è proprio italiano, lui è brasiliano. Brasiliano? Fatto vedere? San Paolo. San Paolo? San Paolo, fermata? Fermata, San Paolo. San Paolo. Però ti sei venuto qui in Italia per l'occasione,
per darla, come si dice, la dà a bere a tutti, esatto, la bevanda, perché giustamente, perché loro devono cantare, quindi se hanno la possibilità di avere la voce sciolta ancora di più. Comunque intanto vorrei, perché noi non possiamo aspettare che ti dia da bere il nostro Cesare, io invito qui a venire con me il nostro Pascal Mosconi. Pascal, tu hai già il tuo microfono, perfetto. Allora, tu in realtà, due microfoni perché tu sei italiano da parte di padre, ma sei francese. Sì, sono nato a Parigi. Ah, ecco. Ma solo mio padre era italiano. Okay. Invece artisticamente, musicalmente tu anche lì sei spaziante, nel senso che sei partito con il rock, poi hai conosciuto il country. Sì. Giusto? E poi anche il blues. Anche il blues, anche il bon rock, come si dice in francese. Qual è il tuo artista? Cioè, in un certo senso ti ispiri un po' a lui? Mi piace molto Bruce Springsteen. Vagamente gli assomigli, eh? Fisicamente o con No, la voce? ha il taglio di capelli praticamente uguale. Noi vogliamo ascoltarti, so che non ami molto parlare, quindi andiamo a cantare subito. Pascal Mosconi con Ti voglio dire. Ti voglio dire, in italiano o in sì, francese? sì, in In italiano, vedi. Tu sei partita senza un addio, un treno andato e mancavo io, lasciandomi col mio amore. Tu sei fuggita col mio cuore, nessun recapito dove scriverti, così presente nei ricordi. Volevo solo maledirti, ma potevo soltanto soffrire. Ti voglio dire, nei peggior momenti di questa vita, ti voglio dire, nei miglior momenti di questa vita, che io penso a te. Come un fantasma tanti mesi, ripresente notti intere, rapivi anche la mia anima, riempivi i miei sogni di gioia. Ogni risveglio, ogni mattina
sei partita senza un addio. Tu sei fuggita per un altro Dio. Pascal Mosconi. Con Ti voglio dire. Pascal, vieni qui perché una cosa io ti voglio dire. Ecco. Il francese è una lingua affascinante, Sì. ma è ancora più affascinante sentire un francese cantare in italiano. Con questa tua voce calda sei stato veramente una piacevolissima sorpresa. Complimenti. Perché all'inizio avevo paura di cantare in italiano perché because il mio accento no. È bellissimo è sentire ancora il più tuo bello, accento interessante. che canti Ok. in italiano. Ok, Grazie, grazie. grazie Pascal. Prego. Ecco. Io mi avvicino da quella parte perché adesso ci sono Ti vedo loro. rapito. Allora, Ti vedo rapito. E mentre preparano l'asta, logicamente, perché ce ne vorrebbero 4 di aste, e non pensate male, però, cioè intendo dire perché sono. Che succede? No, sto per presentare degli amici, delle amiche, soprattutto perché sono 3 contro 1. Eccole là, i Milk and Coffee. Ciao, ben trovato. Come stai? Bene, grazie. Tu come stai? Mi manchi. Mi manchi. Non è questa la canzone però Ah, che no, non è canterete, questa. no? No, non è Però questa. mi manchi nel senso che l'anno scorso tu ho hai presentato presentato con te. con me, e quindi Sì. è stato bello. Anche se devo dire, Eh io beh, mi trovo abbiamo veramente, trovato- c'è l'imbarazzo allora. della scelta. Sarebbe stato bello a 3, ma i tuoi impegni, capisco, ti portano lontano con questo gruppo che ormai è storico e Che anche... ha girato tutto il mondo. E quindi perché anche i Milk and geografico. Coffee hanno veramente Sì. girato il mondo con la È loro vero. musica. Sì. Io ho visto anche dei video vostri in tante, Sì, abbiamo fatto in un tante sacco parti di del tournée mondo. in tutto il mondo, Sud America, Russia, e vabbè, dai, abbiamo girato negli anni, sì. E il mondo voi l'avete messo in una canzone. Sì, tutto allora, il mondo in una lo vedi canzone. quanti colori Tutto il siamo? mondo in una Vedi canzone. quanti colori siamo? Eh. Tanti. Sì. Allora abbiamo fatto questa canzone che si chiama Tutti i colori del mondo, che tornando a quello che diceva prima, Giustamente, il mondo che verrà. no, il mondo che verrà, più che altro l'amore, le cose Sì. eccetera, è un inno all'amore, sì, sicuramente anche il nostro è un inno all'amore, al volerci bene malgrado tutto. Malgrado tutto. Bene, allora, Perché noi abbiamo preparato appunto l'amore le vince 4... sempre. Dici, Rina. L'amore vince sempre. Ecco, con questa e chiosa- non è retorica, è la verità. È la Tutto verità. qua. Sì. I Milk and Coffee con Grazie. tutto l'amore, tutti i colori del mondo. È uguale. Prego. Parlando d'amore. Sempre amore è. Para todos los niños, Para todos los pueblos que aman la vida. para ti, amigo, Para ti, amigo. para ti. Para ti. Yo te he visto por el asfalto caer y te he visto por la esquina apurando, sí, porque es amor lo que a veces nos lleva en alto mar, porque a veces justo así, herirse así. Porque tú también me estás buscando como el aire que respiro. Porque tú también estás pensando alguna cosa cambierà. Siamo tutti colori del mondo. Navighiamo mano a mano, che si prendono per mano. Todo il mondo. And the way we start together. And the way we live forever. Forse qualcosa cambierà.
No quiero tocar la misma música. Yo no quiero enfadarme hoy, no sirve al amor. Porque no puedo olvidarme la mirada de ese niño. Inseguro, deciso, smarrito, spaurito. Y su voz que me dirá: e siamo tutti i colori del mondo che si prendono per mano. And the way we stay together, and the way we last forever. Forse qualcosa cambierà. Siamo tutti i colori del mondo. Tra cielo e terra ci incontriamo, senza avere più paura, perché la vita è un'avventura e non si può buttare via. Porque tú también me crees ahora. No, 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 no. Si miras mis ojos entenderás. Siamo tutti i colori del mondo e si prendono per mano. And the way we stay together. El amor es una sonrisa. Todos colores del mondo. I Milk and Coffee! Vai. I Milk and Coffee! Ed ora mi avvicino a lei, a Marinella Bottazzi. Grazie mio caro, ben rivisto, ben rivisto. Ha grandi esperienze a livello di, insomma, corale. Corale, Hai fatto sì, a molto cappella. gospel. So che tu hai partecipato con successo al concorso New York Canta. Esatto. Quindi hai ormai sempre più, sei sulla strada giusta, diciamo così, no? Diciamolo. Diciamo. E tu canti però canzoni di altri? Allora, Perché io- l'altra volta mi ricordo che hai cantato una canzone tua. Sì, esatto. Infatti è stato uno dei miei primi inediti. Ne avremo altri, però faccio anche tantissime cover. E in effetti oggi ve ne presento una. Cioè? La bellissima e famosissima Quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia. Marinella Bottazzi! Dedicata a tutte le donne. Ci fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già, potrà arrivare a stare con noi. Siamo così, è difficile spiegare certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare.
delle giornate senza fine, silenzi che familiarità e lasciano la scia, le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? Dalle macchine per noi, i complimenti dei playboy, ma non li sentiamo più, se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Siamo così dolcemente complicate, sempre più emozionate, delicate, ma potrai trovarci ancora qui nelle sere tempestose. Portaci delle rose, nuove cose, e ti diremo ancora un altro sì. È difficile spiegare certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche neanche quando ti diremo ancora un altro sì. Marinella Bottazzi, bravissima, brava, Grande, brava, grande brava. amico. Senti, vieni, caro. ti accompagno dico. io al tuo posto. Bravo Gabriele, Sì, tu sì, accompagna Marinella mentre io accompagno il nostro Matteo Tiraboschi. Andiamo. Uno. Allora, adesso siamo riusciti a compiere questa impresa di scendere la scala. Tieni il microfono Matteo, insieme al nostro Matteo. Con grande onore. Matteo è non vedente dalla nascita. Esatto, sì. Ed è un cantante che da piccolino ha scoperto di avere questa dote, no? Di canora. Sì, avevo 10 anni, l'ho sempre coltivata e insomma sono 37 anni che canto e suono e faccio di tutto, feste, matrimoni, anzi contattatemi perché io sono duttile, quindi... Bravo! Speriamo che Mille Voci possa esserti utile per farti anche questa propaganda. Chiamatelo Matteo perché ha una voce tenorile del tenore pop. Sì, poi suono anche pianoforte, organo e tastiera, quindi faccio un po' di tutto, insomma, ecco. Bene. Sono un musicista vero, non sono mica un dischettaro, ecco. Bravo Matteo. Cosa ci canti in questa puntata di Mille Voci? Questa canzone è una canzone scritta dall'amico produttore Ezio Paloschi, al quale facciamo tutti un applauso, Ezio Paloschi, che ci sta sentendo. Si chiama Libero il pensiero, è dedicata un po' a quello che pensiamo, che deve essere detto con educazione, ma detto senza nessun problema. Libero il pensiero come libera deve essere la musica. Libero il pensiero di Matteo Tiraboschi. Grazie. Sono come ombre, le scritte che ho lasciato si rincorrono da sole, cavalcando il mio pensiero. Sono tante le parole, ma un minuto è troppo poco per scrivere di te e di come ti racconto, ma la fantasia rimane quella che poi si lascia andare. Lascio andare libero il pensiero
canto armonizzi l'anima, triste dentro me dovrà gridare sempre più forte per arrivare a te. Senti la mia voce, grida musica, trasforma le mie frasi in parole da cantare, ma la fantasia rimane quella che poi ci puoi contare. Lascio andare, libero il pensiero, libero per te, anche l'ultima poesia che ho rinchiuso prigioniera dentro questo mio cuore. Lascio andare la mia fragilità, lascio che il mio canto armonizzi l'anima, triste dentro me dovrà gridare sempre più forte per arrivare a Grazie! Matteo Tiraboschi! Grazie molte, speriamo. Grande, grandioso, riesci a emozionare e al tempo stesso a trasmettere una grandissima carica a tutti. Ma speriamo che questi brani portino un po' di carica davvero, perché c'è bisogno, quindi sono contento di portarla qui. Grazie ancora. Matteo, vieni con me. E ora vi presento un cantante che ormai fa parte della famiglia di Mille Voci da tanti anni. Lui, vediamo un po', dov'è? Eccolo, con la chitarra oggi addirittura, con la chitarra in mano. Come mai con la chitarra in mano, caro? Non poteva essere altrimenti, perché con la canzone che canto, diciamo, che comincia lasciatemi cantare con la chitarra in mano, non potevo fare diversamente. Lui è Domenico Bartolomeo, ma è tanti cantanti messi assieme. Esatto, grazie. Quindi tu canterai una canzone in italiano dal titolo di Toto Cutugno, l'italiano per l'appunto. Più italiano di te. Che è una canzone che è conosciutissima in tutto il mondo. È vero. Questa veramente ha girato il mondo. Forse... Tu non la canti però imitando Toto Cutugno. La no, canti a modo io tuo. la canto a modo mio, ovviamente. Bene, allora io ti sistemo il microfono così tu potrai cantare al meglio. Sì. Domenico Bartolomeo. Grazie. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare
con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa, con la crema da barba alla menta, con un vestito gessato sul blu e la moviola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Grazie. Domenico Bartolomeo, il nostro, vieni Domenico, il nostro italiano vero. Italiano vero. Grazie Domenico. A voi. Che bella, bellissima questa canzone. Veramente. Ah, eccoti! Non sapevo dove fossi finito. Insomma, è entrato appena adesso, ho iniziato adesso, neanche ho iniziato, dici dove sono già finito, come, in che senso? Perché mi chiedevo, stavo cercando di capire come tu hai iniziato a fare l'imitatore. Come ho iniziato a fare imitazioni? Sì. Cioè, le imitazioni, più che altro io ti posso dire come si fanno, più o meno, qualche... Che c'è? Sento una cacciara anch'io mi sono girata perché avevo capito che stava succedendo qualcosa dietro le nostre spalle, perché è entrato il nostro Cesare e quindi i nostri ospiti si infervorano perché il nostro Cesare li coccola, serve da bere. Cesare viene dal Brasile proprio per i nostri ospiti, per tenerci compagnia nel corso di questa però ogni puntata. Tanto potrebbe portare da bere pure a noi, io ho la gola secca. Adesso ci dobbiamo organizzare, Cesare, mi raccomando, fai il giro e portaci da bere. Allora, dicevamo con Gabriele, come hai iniziato a fare l'imitatore? L'imitazione, vabbè. Allora, intanto per fare le imitazioni è molto importante il mento, la bocca, come l'espressione mimica, no? È fondamentale, altrimenti non riesce bene. Per esempio, che ne so, se io devo fare la voce, se metto il mento tutto in dentro... Mi si vede il doppio mento. Anche a me, ma non me ne frega niente, no. quindi non c'ho problemi. Va bene, scusa. Se allora però vuoi provare tu, allora, il mento in dentro viene una voce bassa, quindi tipo quella di Zeman, no? Ma ho detto tante volte, per me non è importante il risultato positivo. Oppure
Che ne so. Ok. Oppure, positivo. oppure quella di Bossi come allora state bene attenti, capito? Ancora forzando di più la voce. Ok. Invece il mento un po' più pronunciato in avanti viene Tipo scucchia. sì, Vedi? sì, per fare sì. Vianello, capito? Buonasera, grazie. Questa Lì rischio sera di- abbiamo un ospite veramente gradito. Ma che dico? Gradito, femminile, gradita. Ma quale Sandra? Ancora più importante, la pubblicità. È passato infatti lui con la pubblicità. Ma invece, che ne so, se io metto il mento tutto a sinistra, che ne so, tipo Vespa, no? Buonasera da Bruno Vespa che vi parla. Questa sera porta a porta parleremo della strage di Zanzare a Mosca. Ne parleremo anche se si tratta della mia concorrenza, essendo Vespa. Oppure a destra. A destra, io se non metto il mento a destra non posso fare l'imitazione di Totò. Ah, giusto. Alla faccia del bicarbonato di sodio, ma dico io, ho saputo che qui in regia c'è un grande attore che ha recitato con me, Gianni, in un turco napoletano. È più turco napoletano di lui, ci mancherebbe altro. No, io sono parte napoletano. E parte? Nopeo. Come me per Vinci Bacco. Oppure se tu metti il mento, che ne so, lo stiri un pochino, no? Un po' tutto tirato. Come si chiama? Agnelli. Ah, sì. Guardi, la mia sensazione è che in Italia non si possa fare a meno del calcio. Il mondo è una palla, in tutto il mondo si parla di calcio, ma in Italia se ne parla talmente tanto da farci 2 palle. No, per carità. Mi viene in mente invece un altro personaggio. Vuoi le labbra più serrate? Magari ci metti pure, ecco, degli occhiali, però vanno messi anche in una maniera particolare. E poi questo l'ho riconosciuto. È molto importante anche la postura, no? Così. Buonasera a tutti dal vostro Giulietto Andreotti. Sono venuto qui perché una trasmissione di successo, una trasmissione musicale. Qualcuno mi ha chiesto se anch'io volevo cantare. L'ho capito subito che quello era un magistrato. E poi, vabbè, io stavo... Ecco, se proprio invece non c'hai voce, e io per esempio quando sto giù di voce, stanco, sudato, a quel punto non mi rimane che cantare Ligabue. Ligabue, il cantante preferito dalla mucca pazza. Gabriele Marconi! Ho messo via un bel po' di voce e adesso io canto così. Tanto lo so che così piace e ancora oggi vendo CD. Ho messo via tutti i calzini, tanto non mi servono più. E quando tolgo gli scarponi faccio tornare tutto su. Con questa faccia d'angelo sporco ogni donna me la dà. Perché io sono un vero maschio e un maschio vero ha da puzzà. Ho messo via i deodoranti, tanto non so che farmene e non faccio neanche il bidet. Grazie, troppo buono. Adesso scusate, devo vedere la cartellina perché sennò io dimentico tutto, capito? Dimentico tutto. Ah, dimentico tutto anche il titolo di una canzone che verrà cantata da una donna aspirante Daphne. Posso dire così? Sì. Perché tu sei... hai diciamo una certa parentela con Daphne Barillaro che mi accompagna. Ma io non lo volevo dire, l'hai detto tu, ti sei pronunciata tu. Vieni, io poi mi porto via tutto. Ma tu hai tutto per cantare questa canzone? Ho il microfono. Però mi sono dimenticata qualcosa. Io mi sono dimenticata una cosa. Il tuo nome? Ester D'Annunzio. Il
Il sorriso non lo perder mai, qualunque cosa ti accada, qualcosa ti inventerai, non la vedi in me la tua strada. E quando ti accorgerai, ti sembrerò un'altra storia, quella che lascerai e non si toglie più l'odore della paura, a meno che tu non ricordi com'era. Qua stupirci ancora tante volte, questa vita è forte, trova le risposte. E intanto dimentico tutto, dimentico tutti i luoghi che ho visto, le cose che ho detto, i sogni distrutti. La storia non è la memoria, ma la parola. Non vedi che cosa rifletti sopra un mare di specchi si vola. Il tramonto lo guarderai come fosse l'ultimo al mondo, e negli occhi che rimarrai come fossi l'unica al mondo. E se il tempo lo stringi in mano, il giorno dura un secondo, tu sempre più lontano, e tutto il bene sei tu, perché il destino ci spezza e perché non vuoi più nessuna tristezza. Può stupirci ancora tante volte, questa vita è forte, trova le risposte. E intanto dimentico tutto, dimentico tutti i luoghi che ho visto, le cose che ho detto, i sogni distrutti. La storia non è la memoria, ma la parola. Non vedi che cosa rifletti sopra un mare di specchi si vola. Io, lei, voi, la mia vita e la tua vita, qui morirei domani, dai, non dire così. Guarda, hai nato con la testa, fammi di sì, qui, ora, adesso, poi, so che cos'è che vuoi. L'alluvione su di noi, stringimi più che puoi, fuori il tempo sta finendo, non parlare se non vuoi. Chiudi gli occhi e d'ora in poi, d'ora in poi. Può stupirci ancora tante volte, questa vita è forte, trova le risposte. E tanto dimentico tutto, dimentico tutti i luoghi che ho visto, le cose che ho detto, i sogni distrutti. La storia non è la memoria, ma la parola. Non vedi che cosa rifletti sopra un mare di specchi si vola. E intanto dimentico tutto, dimentico tutti i luoghi che ho visto, le cose che ho detto, i sogni distrutti. La storia non è la memoria, ma la parola. Non vedi che cosa rifletti sopra un mare di specchi si vola. Grande! Brava! Gianni, non ho resistito, ho fatto tutto il giro, volevo assistere alla sua esibizione. Sei stata bravissima, Grazie. tesoro. Io all'età tua non ero così spontanea, così solare, anzi, dicevano tutti che ero anche un po' antipatica. Era Qual- de coccio. Dico, qualcuno lo dice anche adesso che sono un po' antipatica. Chissà perché non me ne stupisco. Vero, amore? Tu invece sei stupenda, hai questo viso proprio che trasmette tante Grazie. emozioni. Brava, sei stata veramente brava. Grazie. Questo adesso facciamo il passaggio di testimone. Sì. Lo prendo io. Va bene. Grazie, tesoro. Bella lei, brava. E quindi adesso la mamma. Facciamo questo passaggio dalla figlia alla mamma. E la mamma in questa puntata canta una canzone inedita, una canzone melodica, una canzone scritta da un amico che è stato anche arrangiatore del mio primo disco, che saluto, Adelmo Musso, e che ha scritto questa canzone per me e quindi lo ringrazio. La canzone si intitola Il respiro del mondo. Se vuoi sarò sempre pronta a difendere se c'è fra noi
qualche cosa in cui credere. Tra le pieghe del cuore cercherò e poi vedrai ci sarà un cielo limpido e i dubbi ormai son gabbiani che volano, ali al vento che il sole bacerà e vita sarà che ci avvolgerà. Ora che siamo il respiro del mondo, tu accendimi, oltre il confine che bagna i miei occhi, raggiungimi. L'universo si muove dentro noi, dimmi che per sempre ci sarai. Se vuoi sarò sempre pronta a comprendere la vita in due. È una strada difficile, dove arriva che importa se ci sei. Ora che siamo il respiro del mondo, tu accendimi, oltre il confine che bagna i miei occhi, raggiungimi. L'universo si muove dentro noi, dimmi che per sempre ci sarai. Ora che siamo il respiro del mondo, tu accendimi, oltre il confine che bagna i miei occhi, raggiungimi. L'universo si muove dentro noi, dimmi che per sempre ci sarai. Se vuoi sarò mare e porto per noi. Grazie, grazie. C'era mia figlia che faceva, io la conosco. Bene, andiamo avanti con la nostra puntata. Se sapessi che cosa dobbiamo fare. Scusi, Eccoti. non ti volevo disturbare perché chiaramente io, sai, quando tu stai in scena riempi anche da sola la scena, capisci? E allora io non vorrei... effettivamente si vede, no? Le telecamere sono non larga. sono tante, cioè mi ci metto pure io poi dopo. E allora, c'è posto per tutti. ma vabbè. sì. Io a proposito di coppia, ce ne sarebbe adesso un'altra, loro però sono tutti e due uomini e vengono da molto lontano. Ah, Sì. allora ho capito di chi stiamo parlando. Beh, avviciniamoci a loro, diamo modo alla nostra Zeo Band. Ecco i nostri Franco e Zeo che si avvicinano. La Zeo Band, eccoli qua. Ciao a tutti. Ah, la Zeo Band. Ricordiamo in realtà lui è Zeo e lui è Band. È Band. Va bene. Infatti. No, in realtà è Franco. Sì. Lui è Franco, sì. Franco. Sì. Allora, E sono, diciamo, uno canta e l'altro suona. ascolta. Compositori entrambi, Sì, compositori entrambi dei vostri brani. Sì, certo. Loro, Gabriele ha detto venite da lontano, qualcuno
già vi conosce perché siete già stati Siamo ospiti qui, di noi a Mille Voci. Anche perché abbiamo la macchina. Anch'io sono venuto da molto lontano. Mi hanno fatto papa. A voi che vi fanno? Vi applaudono. Noi speriamo di fare la vostra fortuna. Loro vengono da Bruxelles, giusto? Gentile, sì, da Bruxelles. Questa è una composizione di una chitarra. Voce vicino al microfono, vai. Una chitarra e la voce. Quindi Il tema è un tema molto intimo, in effetti si ricordano ancora quei sentimenti molto puri che possono nascere proprio dall'anima fra due esseri che si vogliono bene. Bene, quindi una canzone romantica. Sì. Allora, ci avviciniamo intanto al centro della scena perché Il qui c'è titolo un'asta. di questa canzone? Calda sera. Calda Sera Zeo Band. Quando penso al mio tempo svanito in un soffio, sembra ieri che ti ho incontrato e ancora ci sei. E quel volto che ho sempre cercato eri tu. Ed allora il mio mondo è cambiato come d'incanto. E sei quell'attimo di felicità. E una cosa ti chiedo però, rimani con me. Na 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 na. Per me è magico quel che è arrivato, ah no. E quel sogno continua con te, vivendo in me. Sei purezza innocente passione del mio cuore. Sei il rifugio per sempre del mio sentimento. Io stan brillando gli occhi tuoi. E mi dici voglio te. Stan brillando gli occhi tuoi. E mi dici voglio te. Baciami ancora. Na na na. Na 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 na. Quante calda la sera qui con te. Quante calda la sera qui con te. Quante la sera qui con te. Grazie. Zeo! Grazie, grazie, grazie. Grazie a voi ragazzi. Grazie, grazie. No, quello tenetelo là, tenetelo tranquillamente. Io, insomma, ci tengo a rimarcare una caratteristica di questa trasmissione che ha la possibilità di far cantare, esibire artisti navigati che hanno tanti anni di esperienza alle spalle, insomma famosissimi anche in questa puntata, ma in questa puntata abbiamo anche, come abbiamo visto già con Esther D'Annunzio, delle giovani promesse e ce n'è un'altra, lei si chiama Ilaria Orlandi.
Ma sei proprio giovanissima. Quanti anni hai? 12. 12. E la prima volta che canti in televisione? Sì, la prima. Quindi proprio non sei emozionata, non ti senti? Più o meno, ma più o meno non sì, tanto. però tu hai una voce bellissima, mi è stato detto. Sì. E studi canto? Sì. Tutto sì. Tu sei una positiva, una che può avere più possibilità di altri, perché oltre a essere interpreti, cantanti, bravi, artisti in generale, bisogna avere il carattere giusto. E tu mi sembra che ce l'hai da vendere addirittura, forse, Sì, almeno. ce l'ho. Bene, allora con la sua voce interpreta una canzone di Elisa, per cui è già tutto un programma, dal titolo Luce. Ilaria Orlandi. Grazie. Parlami come il vento fra gli alberi. Parlami come il cielo con la sua terra. Non ho difese ma ho scelto di essere libera. Adesso è la verità, l'unica cosa che conta. Dimmi se fare qualcosa, se mi stai sentendo, avrai cura di tutto quello che ti ho dato. Dimmi, siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella, luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra, su nuovi giorni. Ascoltami, ora so piangere, so che ho bisogno di te, non ho mai saputo fingere, mi sento vicino, il respiro non mente, intanto dolore, niente di sbagliato, niente, niente, siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella, siamo luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra, su nuovi giorni in una lacrima, come un sole e una stella, luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra, su nuovi giorni, sì, il sole mi parla di te, la luna mi parla di te, anche se dentro una lacrima, come un sole e una stella, siamo luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra, su nuovi giorni in una lacrima, come un sole e una stella, luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra, su nuovi giorni. Ascoltami, 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 ascoltami. Ah. Grazie. Ilaria, ma complimenti! Grazie. Bravissima, hai tenuto proprio anche bene bene la scena. Bene, complimenti Ilaria, grazie.
delle giovanissime cantanti. Aspettate. Ho chiuso in camerino Gabriele Marconi perché così potevo presentare da sola il prossimo ospite. Indovinate chi è? Franco Dani! L'ho chiuso in camerino. Hai fatto perché bene, stavamo hai lì, fatto no? bene. A un certo punto dicevo, vabbè, prendo dell'acqua, io chiuso, dico, tocca a Franco, ci penso io. Hai ragione. Anche perché ho letto il titolo della canzone e ho detto no, devo far dire questo titolo a Franco. Io lo guardo, dico questo titolo che mi viene proprio... Questa è una canzone di diversi anni fa. Sì. Che ha dato il titolo a un album di canzoni ballabili. E io le ho sempre nel repertorio perché è una canzone allegra, diciamo. Assolutamente ballabile. sì, perché voi già sapete, perché ci seguite, che Franco spazia moltissimo, ci ha fatto sentire i suoi grandi successi, ci ha fatto sentire le canzoni dell'ultimo CD e adesso abbiamo... Adesso ti devo guardare. Mi devi guardare Ti devo e dire guardare, questa cosa, il ti titolo devo di guardare questa negli occhi canzone. intensamente. Franco Dani ci canta... Occhioni belli. Sì! Quattro note lontane, una spiaggia setata d'amore. Io e te innamorati da poco e sperduti nel blu. Mentre suona l'orchestra ed intona la nostra canzone, rimaniamo abbracciati e le ore non passano mai. Vagabondo in amore, quante storie sfumate nel tempo. Non so bene cos'è, ma sei quella giusta per me. Voglio ballare con te, occhioni belli. Voglio restare con te tutta la vita. Questo valzer nostrano è una scusa, è un ricatto d'amore. Gira che ti rigira, ci provo e ti stringo al mio cuore. Voglio ballare con te questa canzone, scritta per chi ha voglia di cantare, per chi sorride alla vita e accetta quello che dà. Vedrai ballando riscopri la felicità. Mentre suona l'orchestra ed intona la nostra canzone, rimaniamo abbracciati e le ore non passano mai. Voglio ballare con te, occhioni belli. Voglio restare con te tutta la vita. Questo valzer nostrano è una scusa, è un ricatto d'amore. Gira che ti rigira, ci provo e ti stringo al mio cuore. Voglio ballare con te questa canzone, scritta per chi ha voglia di cantare, per chi sorride alla vita e accetta quello che dà. Vedrai ballando riscopri la felicità. Voglio ballare con te, occhioni belli. Voglio restare con te un'eternità.
cuore, domani poi si vedrà. Sei l'importante, la vita, la felicità. Franco Dani! Grazie, grazie. E allora, ma che, già cantato? Sì. No, perché ho saputo che... Non ho fatto in tempo a presentarti. No, che stavi in camerino, ti hanno rinchiuso in camerino. Appunto, per questo dicevo, Daphne mi ha rinchiuso nel camerino, per cui tu hai già cantato. Ho cantato. Cioè, soprattutto sei stato presentato bene? Benissimo. Da lei? L'ho guardata negli occhi. Gli hai detto occhioni belli. Ho detto occhioni belli. Oh, mamma mia. Ciao. Grazie a te. Vabbè. Allora io, della serie Chi la fa l'aspetti, stavolta sono io che ho rinchiuso in camerino Daphne, perché vorrei presentare da solo, eccola là, la magica, con la sua voce veramente compie delle magie, Roberta Faccani. Il Silvan della voce. Sì. C'è molta rivalità, no, amicizia, però anche rivalità tra me e Daphne, capito? Perché io poi ci tenevo soprattutto, so che è una tua amica, per carità, però io ci tenevo perché so che hai anche scritto per lei delle canzoni, però io quando ho la possibilità di presentare, e devo dire che c'è l'imbarazzo della scelta oggi più, e anzi come tante altre occasioni, però quando ho la possibilità di presentare te sono particolarmente contento. Che canzoni tirerai, diciamo, quale canzone tirerai fuori dalla tua valigia? Dalla tua valigia di successi? Ma guarda, io ho scelto sempre un mio brano, però lo vorrei un attimo così contestualizzare, nel senso che siamo in un luogo dove la musica è regina, e siccome parla proprio della musica, lo vorrei dedicare a tutti i miei colleghi artisti. Sì, e come si intitola? 24 ore. Come la valigia, appunto. Tra l'altro, che è nostra compagna di viaggio. Roberta Faccani! Ho vissuto per te tutti i giorni della mia vita. E quanto pianto non sai ogni volta che m'hai tradita. Il futuro tra noi un'incognita indefinita. Ma ti voglio e perciò non mi arrendo finché è finita. Mi fai soffrire, soffrire, soffrire per te, ma ho bisogno del tuo sole, anche quando fa male di più. Tu mi fai soffrire, 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 e con te o si vince o si muore, anche in 24 ore. Cosa hai fatto di me, maledettissima passione? Niente meglio di te, perché è come fare l'amore. Ma gli inverni che dai sono gelide sensazioni. Quando vuoi te ne vai e mi lasci alle mie illusioni. Tu mi fai soffrire, soffrire, soffrire per te, ma ho bisogno del tuo sole, anche quando fa male di più. Tu mi fai soffrire, soffrire, soffrire con te, o si vince o si muore, anche in 24 ore. Quel che ancora non sai, forse il meglio di noi, sono qui, vienimi a cercare. Quel che ancora non sai può accadere tra noi, può cambiare in 24 ore. A volte basta 24 ore, ma tu fai
ai tuoi compromessi, ma puoi farmi soffrire, soffrire, ma una volta di più ti regalo il mio cuore dentro questa canzone. Questa canzone scritta in 24 ore. Tu sei capacissima Grazie. di scrivere in un minuto, altro che una canzone in 24 ore. È perché nata in un è giorno. nata veramente Sì, in un giorno. È per questa questo che canzone. l'ho chiamata così. Sei splendida. Grazie Roberta Faccani. E se fosse stata, capito, composta, che ne so, come la Divina Commedia, come avrebbe intitolata questa? 33 anni, per dire, insomma. 33 gironi. Gironi. A proposito, ma tu sei uscita tranquillamente, ti hanno fatto uscire dal camerino senza... Io veramente bussavo, non ho capito che cosa è come successo. bussavo io Di prima che di te. strano, vero? Lo so. Mannaggia. Però lo so, ci teniamo tutte e due a presentarli. Sì, loro li presentiamo insieme, ci avviciniamo ai Santo California. Allora Pietro, vieni qui vicino. Oggi sono 3, vedo. 1, 2, 3, manca il quarto. Venite qui, allora. Per giocare abbiamo- a carte, Sì. dico. Manca il quarto, è carino. Ci guarderà in televisione. Allora, facciamo un saluto? Ciao, Salutiamo. Ciao Donato, ciao, perché Si riprenderà presto, eh? Sì. Penso di sì. I nostri Santo California sono graditissimi ospiti di Mille Voci, grandi amici, bellissime, squisitissime persone. Abbiamo anche avuto modo di cantare insieme. Loro Grazie. portano... Sì, volevo dire, noi abbiamo promesso a Gianni che portavamo qualche inedito. Noi ci stiamo lavorando, purtroppo non è pronto l'ultimo, cioè questo lavoro che stiamo facendo. Ci ripromettiamo di la prossima puntata, cioè prossima stagione. La prossima edizione di Mille Voci avremo i vostri nuovi inediti. Sì, sicuramente perché stiamo girando con le canzoni storiche della musica italiana. Però Anche perché voi avete molto da fare, siete sempre in giro, tra sì. concerti, tournée, anche sì, trovare il anche quello tempo è stato, poi è stato il motivo, uno dei motivi per cui... Anche perché non tutte le canzoni si scrivono in 24 ore. Ecco, appunto, come dice la... No, ha ragione, a volte Roberto c'è ha ragione, a volte l'ispirazione. delle canzoni ti escono così all'improvviso, È vero. altre invece tu le risenti e qualcosa non va, poi aggiusti, poi non va, e quindi per cui poi lasci perdere, ci ritorni dopo un mese. Quindi, Ci vuole un po' di sì. tempo, ma noi siamo molto pazienti, poi Sì. siamo sempre qui, quindi vi Anche noi ci aspettiamo, saremo, sì. per voi la porta è sempre aperta, ci Grazie, mancherebbe, quindi la canzone invece di questa puntata con la quale concludiamo questa puntatona è... Sì, è uno dei brani storici, è Gabbiano, un bellissimo brano che ha fatto il giro del mondo anche questo, e volevo salutare a parte tutti gli artisti che sono venuti qui, che sono grandi, veramente ci siamo divertiti, ci siamo emozionati, e volevo salutare a parte te Daphne, a Gabriele e tutti i musicisti, volevo salutare Giselle e Gianni Turco, che veramente sono degli ottimi amici. Ciao Gianni, ciao Giselle. E dedichiamo loro questa canzone dei Santo California, Gabbiano! Un giorno da quel treno dissi aspettami, un anno passa presto, tornerò, e tu con il pianto in gola tu mi scrivevi, io qui non vivo senza te. Nel silenzio tutti dormono ed io dietro i vetri vedo te, con lui che ti stringe forte a sé, sembri sua, io sto morendo dentro me.
Scusami se puoi, ma un fiore non può restare per lungo tempo senza acqua. Muore come la rosa appassita tra le pagine di un libro che non finirò mai di leggere. Scusami se puoi. Io qui non vivo senza te. A mille voci, Santo California! Quello Gabbiano. Grazie a tutti. Comunque. Il tempo è volato, eh? Siamo Il già arrivati a tempo è proposito, volato. come un gabbiano. Siamo arrivati alla fine di questa puntatona, per cui venite qui vicino a noi tutti insieme, gli artisti che si sono esibiti nel corso di questa puntata, e come ormai sanno tutti, noi concludiamo tutti insieme con la nostra sigla! Mille voci per cantare, mille voci per sognare, mille voci tutte insieme a te. Mille voci sono qui per te. Mille voci per cantare, mille voci per sognare, mille voci è una canzone, mille voci è un'emozione, mille voci per cantare, mille voci per sognare, mille voci è una canzone, mille voci è un'emozione, mille voci è tutto quel che c'è. Alla prossima puntata, grazie, continuate a seguirci, ciao!